Ancora oggi i principi fondamentali della nostra Costituzione portano anche la loro firma. Per questo abbiamo scelto di ricordarle una ad una. Studentesse, volontarie, professioniste, rappresentanti delle associazioni e della società civile. 21 donne di oggi per rappresentare idealmente le 21 donne che 80 anni fa contribuirono a scrivere il futuro dell'Italia. Per ciascuna di esse ascolteremo il nome, un breve ricordo della sua vita e un estratto dell'articolo della Costituzione che richiami il suo impegno politico, sociale o culturale. Non si tratta necessariamente dell'articolo che contribuì direttamente a scrivere, ma di quello che meglio rappresenta la sua eredità ideale. In alcuni momenti della cerimonia la narrazione lascerà spazio alla voce delle stesse madri costituenti. Alcune partecipanti le interpreteranno in prima persona, dando idealmente voce ai loro pensieri e al loro impegno. Un modo per ricordare che i principi da esse affermati non appartengono soltanto alla storia, ma continuano a vivere nella nostra Costituzione e a parlare alle nuove generazioni. Dopo ogni lettura verrà deposta una rosa rossa quale simbolo di memoria, riconoscenza e speranza. Scusate un attimo. Adele Bey, il lavoro come fondamento della Repubblica. Adele Bey dedicò la propria vita alla tutela del lavoro e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Nell'Assemblea Costituente contribuì ad affermare il principio che il lavoro non è soltanto un'attività economica, ma il fondamento della libertà e della dignità della persona. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Bianca Bianchi. La scuola come strumento di libertà. Insegnante, dedicò il proprio impegno alla formazione delle giovani generazioni, convinta che l'istruzione fosse il primo strumento per costruire una società più libera, consapevole e democratica. Articolo 34. La scuola è aperta a tutti. Laura Bianchini. La cultura come bene di tutti. Educatrice e studiosa, considerò la conoscenza un diritto fondamentale e riconobbe nella libertà dell'insegnamento uno dei pilastri della crescita civile della Repubblica. Articolo 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Elisabetta Conci. Il dialogo come forza della democrazia. Partecipò ai lavori dell'Assemblea Costituente con spirito di confronto e collaborazione, contribuendo alla costruzione di istituzioni fondate sul rispetto reciproco e sulla convivenza democratica. Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Maria de Anterrichter Iervolino. La famiglia e l'educazione come responsabilità condivisa. Insegnante e amministratrice, dedicò il proprio impegno alla formazione dei giovani e al sostegno della famiglia. Articolo 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Filomena Delli Castelli. La solidarietà verso le famiglie. Operò con particolare attenzione ai bisogni delle famiglie. Scusate. Io sono Filomena Delli Castelli. Ho avuto l'onore di partecipare all'Assemblea Costituente, contribuendo alla Costituzione della Repubblica Italiana. Ho dedicato il mio impegno alle famiglie, alle madri, ai bambini e alle persone più fragili, convinta che una società sia davvero giusta quando sa prendersi cura di chi ha più bisogno. La Costituzione ha raccolto questo principio di solidarietà, affidando alla Repubblica il compito di sostenere la famiglia e di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù. Articolo 31 della Costituzione. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Maria Federici Agamben. La dignità della persona. Si dedicò all'assistenza dei profughi, degli sfollati e delle persone colpite dalla guerra. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. Nadia Gallico Spano. L'uguaglianza come diritto di tutti. Promosse con determinazione il principio della pari dignità delle persone. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Angela Gotelli. La solidarietà verso chi è più fragile. La sua attività fu sempre rivolta al servizio della comunità e delle persone più vulnerabili. Articolo 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Angela Guidi Cingolani. La partecipazione delle donne alle istituzioni. Fu tra le prime donne a ricoprire importanti incarichi nella Repubblica. Articolo 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Nilde Iotti. La dignità della famiglia e della persona. Promosse il valore della famiglia fondata sull'uguaglianza e sul rispetto reciproco. Articolo 29. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Teresa Mattei. Sono stata la più giovane donna eletta all'Assemblea Costituente. Avevo 26 anni. Mi sono battuta ogni giorno, a cominciare dalla mimosa, eletta simbolo dell'8 marzo.
un fiore povero, ma reperibile nelle campagne. Ho sempre portato avanti battaglie per l'uguaglianza fra uomini e donne, per l'accesso delle donne alla magistratura e soprattutto per quell'articolo 3 della Costituzione alla cui stesura ho contribuito moltissimo. Mi sono poi dedicata alla tutela del lavoro minorile e al riconoscimento dei diritti delle donne lavoratrici. Una volta a dei giovanissimi dissi: voi dovete essere meglio di noi, voi siete il futuro, difendete la nostra Costituzione, battetevi per un'Italia fondata sulla giustizia e sulla libertà. Angelina Merlin, La dignità della donna, dedicò il proprio impegno alla tutela dei diritti delle donne e del lavoro femminile. Articolo 37. Le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Angiola Minelli Molinari, Il lavoro come diritto da tutelare. Contribuì ad affermare il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme. Articolo 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Rita Montagnana, La dignità del lavoro. Portò all'Assemblea Costituente l'attenzione ai diritti dei lavoratori. Articolo 36. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Maria Nicotra Verzotto, La partecipazione alla vita pubblica. Testimoniò l'importanza della presenza delle donne nelle istituzioni. Articolo 51. Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Teresa Noce, Il lavoro e la tutela della maternità. Promosse il riconoscimento dei diritti delle lavoratrici e della maternità. Articolo 37. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme. Ottavia Penna Buscemi, La partecipazione democratica. La sua candidatura alla presidenza provvisoria della Repubblica rappresentò un momento storico per la presenza delle donne nelle istituzioni. Articolo 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Elettra Pollastrini. Io sono Elettra Pollastrini. Ho partecipato all'Assemblea Costituente con la convinzione che la pace, la libertà e la dignità della persona dovessero diventare il fondamento della nuova Italia. Le sofferenze vissute dal nostro Paese ci hanno insegnato quanto sia preziosa la pace e quanto sia importante costruire una Repubblica capace di promuovere il dialogo, la cooperazione tra i popoli e il rispetto dei diritti umani. Per questo la Costituzione afferma con chiarezza che la guerra non può essere uno strumento per risolvere i conflitti. Articolo 11 della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Maria Maddalena Rossi. La salute come diritto di tutti. Medico, contribuì ad affermare una visione della salute come diritto fondamentale. Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Vittoria Tito Manlio, la cultura come patrimonio della Repubblica. Educatrice, riconobbe nella cultura uno strumento fondamentale di crescita della società. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. «21 rose, 21 storie, 21 donne, ma un unico grande progetto, la Repubblica Italiana». Invitiamo ora tutte le partecipanti a disporsi attorno alla bandiera della Repubblica formando un semicerchio. La bandiera che esse contribuirono a rendere il simbolo di uno Stato democratico fondato sulla libertà, sulla partecipazione e sulla dignità della persona. Queste donne non hanno scritto soltanto una Costituzione, hanno scritto una possibilità, la possibilità di essere cittadini liberi e uguali e partecipi della vita democratica. Oggi raccogliamo la loro eredità e ci impegniamo a costruire insieme il futuro della nostra Repubblica. Invitiamo ora tutte le 21 partecipanti e il pubblico a unirsi nella lettura dell'articolo 3 della Costituzione italiana. Cambio di programma. Chiediamo ora alla più giovane di consegnare simbolicamente al sindaco il nostro tricolore a richiamo della Costituzione. È un gesto semplice ma racchiude un significato profondo. La Costituzione non appartiene soltanto a chi l'ha scritta, appartiene a ogni generazione chiamata a custodirla, attuarla e trasmetterla. Oggi questo testimone passa idealmente dalle madri costituenti ai giovani e dai giovani alle istituzioni della nostra comunità, perché la Repubblica vive ogni giorno attraverso la partecipazione dei suoi cittadini. Per concludere questa importante e significativa parentesi commemorativa, invitiamo ora il sindaco di Manzano a rivolgere il suo saluto istituzionale alla cittadinanza, quale rappresentante della comunità e delle istituzioni della Repubblica. A lei la parola. Care cittadine e cari cittadini, questa sera abbiamo reso omaggio a 21 donne straordinarie che con coraggio, competenza e senso dello Stato contribuirono a scrivere una delle pagine più alte della nostra storia. Ricevere simbolicamente questa copia della Costituzione dalle mani delle giovani donne della nostra comunità significa assumere un impegno davanti a tutti voi. Custodire i valori della Repubblica, promuovere la partecipazione democratica e trasmettere alle nuove generazioni il senso profondo della cittadinanza. La Costituzione non è soltanto il fondamento giuridico del nostro Paese, è il patto civile che unisce le nostre comunità.
tutela i diritti di ciascuno e richiama tutti ai doveri della solidarietà, della libertà e della responsabilità. Nel celebrare gli 80 anni della Repubblica ricordiamo che la democrazia non è una conquista definitiva, ma un bene prezioso che oggi ogni generazione è chiamata a custodire e rinnovare con il proprio impegno. Alle madri costituenti va oggi la nostra più sincera gratitudine, a noi il compito di essere degni della nostra eredità, traducendo ogni giorno i principi della Costituzione in gesti concreti di partecipazione, rispetto e responsabilità verso la nostra comunità. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Corpo Bandistico, all'Assessorato alla Cultura, alla Commissione Comunale per le Pari Opportunità, alle giovani protagonisti di questa cerimonia e a tutti coloro che hanno reso possibile questo significativo momento di memoria e di riflessione. Concludiamo questo omaggio agli 80 anni della Repubblica rinnovando il nostro senso di appartenenza ai valori che essa rappresenta e rendendo onore a tutte le donne e agli uomini che hanno contribuito a costituire il nostro Paese. Vi invito ora ad alzarvi in piedi per l'esecuzione dell'Inno di Mameli, simbolo della nostra unità nazionale e della nostra Repubblica Italiana.